torniamo ancora una volta su problematiche ambientali per parlare della mega estrazione di inerti dal tagliamento che non piace al WWF del Friuli Venezia Giulia, che tramite il suo presidente Roberto Pizzuti ha sottolineato al nostro microfono come quest'area presenti di fatto elementi di grande pregio naturalistico con livelli elevatissimi di biodiversità. Tutti i dettagli nella prossima intervista. Raccolta di inerti sul tagliamento, un rischio per la biodiversità. Cosa sta facendo il WWF? Il WWF in questi giorni ha presentato delle osservazioni contro un piano cosiddetto di manutenzione dell'alveo. Si preleverebbero oltre 1.100.000 cubi fra il ponte di Cimano e la confluenza con il torrente Arzino. Praticamente una grossissima parte di quello che è ricostituito negli ultimi anni dopo tanta fatica, dopo decenni di prelievi irrazionali e selvaggi, si era accumulato un po', adesso vorrebbero tornare a portare via anche quel poco e quindi il problema è molteplice, perché ci sono problemi di carattere paesaggistico. Quella è una delle più belle zone della regione. Poi oltre il problema paesaggistico c'è il problema dell'inquinamento biologico, nel senso che subito a monte sono stati fatti degli interventi e lì si osservano tantissime specie infestanti, addirittura ci sono dei pomodori sul tagliamento, che è una cosa assurda. Questo significa che la movimentazione di inerti con camion e mezzi porta a questo inquinamento biologico. Un terzo motivo è proprio quello idraulico, nel senso che non è possibile prelevare se non si sa qual è la portata solida di questo fiume, qual è il livello assoluto di questo fiume, e quindi si va a cavare solo perché c'è un'esigenza, ma non del fiume, un'esigenza di asportare materiale per andare a fare per esempio la terza corsia dell'autostrada o altre opere dannose come la Cimpello-Sequals, che è in previsione proprio adiacente, e quindi un'esigenza esterna che va a incidere su un capitale che non c'è. Siamo in rosso come un conto in banca in rosso, andiamo a prelevare lo stesso senza sapere quanto possiamo rimpinguare, senza sapere qual è il nostro stipendio, andiamo a fare acquisti enormi, e questo non si ripercuote solo nella zona circostante il prelievo, ma si ripercuote anche molto a valle. Per esempio in questi giorni stiamo assistendo a problemi relativi alla costa, a Lignano, Bibbione, le necessità che si sono evidenziate nel corso dei mesi scorsi di portare nuova sabbia sulla costa perché il mare l'ha portata via. Ecco, questa sabbia non arriva proprio perché si ferma lungo il corso prelevata da grandissime ruspe e grandissimi camion. Quindi un problema che deve essere visto soprattutto dai cittadini della Bassa Friulana, della costa, perché già con l'incremento del livello marino per effetti climatici avranno un ulteriore problema per questo asportazione di inerti.